Ciao tifosi partenopei, benvenuti nel vostro canale di notizie quotidiano del Napoli. Oggi abbiamo una notizia bomba. Il caso Osimhen, nessuno voleva questa notizia a Napoli. E anche oggi abbiamo avuto il colpo a sorpresa di De Laurentiis, affare chiuso, chi arriva? Resta con noi fino alla fine per scoprire tutti i dettagli delle novità dal mondo partenopei, scoprile tutte adesso. Colpo a sorpresa dell'ultimo minuto, De Laurentiis sorprende. Aurelio De Laurentiis ha chiuso l'operazione a centrocampo. È in arrivo dall'Aston Villa, i dettagli dell'affare. Lo aveva annunciato Aurelio De Laurentiis che avrebbe chiuso altre 2 operazioni. Diverse indiscrezioni riferivano che il club partenopeo cercava un difensore e un centrocampista. Intanto, secondo quanto comunicato da Sky Sport, il Napoli avrebbe definito il colpo a centrocampo. È vicinissimo Linder Den Donker, centrocampista classe 1995, che gioca nell'Aston Villa. Può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli ha di fatto definito l'accordo per il suo arrivo. Nelle prossime ore libera tutti i dettagli per permettere a Mazzarri di avere questo rinforzo in più per il centrocampo. È già arrivato Traoré la scorsa settimana e, ora, è pronto a chiudere questo secondo colpo per quel reparto. Tra Napoli e Aston Villa l'accordo è già stato raggiunto, operazione che si farà in prestito con diritto di riscatto per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro. Napoli che in queste ore sta già lavorando per organizzare le visite mediche per il ragazzo. Chi è Den Donker? Calciatore belga nato a Zonnebeke, si è formato nelle giovanili dell'Anderlecht, fino ad arrivare in prima squadra. Dopodiché, è stato il Wolverhampton a credere nelle sue qualità e, dunque, a portarlo in Premier League. Ha trascorso 4 stagioni ai Wolves e, poi, si è trasferito lo scorso anno all'Aston Villa. Gioca prevalentemente come mediano davanti alla difesa, ma può essere impiegato anche come difensore centrale in una difesa a 3. Il Napoli, dunque, si è assicurato un rinforzo importante. Tra l'altro, è anche considerato un punto fisso della nazionale belga. E infine la notizia che nessuno voleva al Napoli. Osimhen fa tremare i tifosi del Napoli. Osimhen, ho già deciso il mio futuro, ma voglio chiudere bene col Napoli. Victor Osimhen ha deciso cosa farà a fine stagione. L'annuncio è diventato virale e preoccupa tutti i napoletani. Victor Osimhen attualmente impegnato con la nazionale nigeriana in Coppa d'Africa. Ha parlato ai microfoni della CBS, lanciando un annuncio sul suo futuro. Ho già deciso quale sarà il prossimo passo da fare alla fine di questa stagione. Ho già deciso. Ho già il mio piano, so cosa voglio fare prossimamente. Credo che il 60% dei rumors su di me sono legati alla Premier League. Di sicuro quello inglese è uno dei campionati più importanti del mondo. Voglio finire bene la stagione con il Napoli e poi prendere la decisione che ho già preso. Victor Osimhen lascerà il Napoli alla fine di questa stagione agonistica. Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dall'attaccante alla CBS sembrerebbe proprio di sì. Il calciatore sembra prossimo all'addio, anche perché ha citato la Premier League, uno dei campionati più importanti del mondo. Dopo il prolungamento natalizio col Napoli, le voci di mercato impazziranno dopo le dichiarazioni del calciatore. La situazione non cambia. Chi vorrà comprarlo dovrà pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto con il Napoli che si aggira sui 120 a 130 milioni di euro. Tifosi napolitani, qual è la tua opinione sul caso Osimhen? E cosa ne pensi del prossimo acquisto del Napoli, Linder Den Donker? Presto porterò maggiori informazioni, forza Napoli sempre e tutto per lei.